Luisa, ma che mi fai mangiare oggi? E dopo tanti salati ci vanno dolci, perché Ah. abbiamo fatto video, sai, i nostri video, che facciamo un po' salati. Sì, Ho pensato, c'è il resino, cosa ruce, va. pronte. Avanti, avanti, avanti. Cosa... Per me stare io o per stare tu? No, io oggi sono in fase, voglio Vabbè. vedere, voglio imparare. Allora, Intanto diciamo il nome della ricetta e dove mi oggi porti. faremo i cassatelli caricotta. Allora, i cassatelli caricotta vanno a toccare tante province, come può essere Ragusa, come può essere Agrigento, Palermo, tutta la Sicilia fanno i cassatelli. Sulla Catania questa ricetta la fanno la raviola catanese, che poi faremo più avanti. Vero, Io cioè, la vorrei fare. la raviola ha È più l'impasto, soffice, ecco, più simile soffice. del cartoccio o magallè, Sì, o come lo vogliamo magari, chiamare. sì. Invece questa versione è la versione quella che ci deve vedere le bolle. Le bolle, se bella Ecco, croccante. l'impasto. Speriamo. Noi abbiamo la ricotta. Ma tu sai che stiamo parlando in italiano? Io non lo so. Oh, Ma lui! fare. Allora, la ricotta, che ricotta usiamo? Allora, oggi accattiamo chi da vaccina, però nelle zone che Agrigento, Palermo usano quella di pecora, che è altrettanto buonissima. Vero. Quindi in base al posto dove siete trovate la ricotta Sì, che ma poi volete. l'impasto lo fa quasi tutti uguali. Vero. E poi abbiamo gli ingredienti. Gli Quindi ingredienti. farina. Allora, la farina di semola e la farina 00. Queste sono qui dall'antico, come facevano i nostri nonni. Zucchero, lo strutto, che è molto importante, e per farci venire le bolle ci vuole il vino bianco, mi raccomando. Ok, un uovo e un Un pizzico uovo, di sale che un sicuramente pizzico di avete. sale tu lo prendi. Sì, e avviciniamo al video. Sì. Luisa? Sì, vado? Già, fondana l'ha visti? Allora, pizzichino di sale, che serve sempre anche nei dolci. La ricotta la dobbiamo un attimino lavorare. Ora nel frattempo una cosa che, per volta, sì. L'impasto diciamo che riposa, andiamo Sì. a sistemare la... Perfetto. Allora, ho messo l'uovo e il pizzico Sì. di sale, mettiamo lo zucchero Sì. e una cosa molto importante, lo strutto. Quindi lievito niente? No. Ok, giusto, niente, non ho detto niente. No. No, quando è no è no. Oh, è no. Ti dico no. Vabbè, allora, vediamo vino, va. Ah, mettiamo il vino. Stiamo Iniziamo realizzando queste belle ricette, cose ruci, cose salate. Come hai visto il vino è frizzandino. Vai. Oh, non esageriamo. Ecco qua. Oh, ma giusta sta ricetta, eh? Sì. Comunque, in base al tipo di farina che usate, poi vi lasciamo in descrizione gli ingredienti, proprio le misure, no? Sì, le misure, ecco, certo. Nella Io ora descrizione. non abbiamo fatto... Poi faremo le O misure. nei commenti, in base al social dove lo state vedendo, trovate la ricetta completa. Quindi ste belle cassatiette, non vedo l'ora di mangiare a mille. Però poi ci siamo scordati che pure ci sono i cassatiette chi della Rosana che sono un'altra cosa. No, che sono un'altra cosa. Ancora, quindi paese che vai, cassatette che trovi. La cassatette che trovi. Va bene, ma non ti cassariare. No, non mi cassario. Avanti, dai. Quindi siamo pronti. Questa che abbiamo qui sono 350 grammi di ricotta, quindi facciamo un cucchiaio per ogni 100 grammi. Va bene? Sì. Dolce? No, va benissimo già così. E andiamo a unire al composto così in modo molto semplice. Allora, essendo un dolce fritto, ovviamente non ve l'abbiamo detto, dovete avere anche l'olio per friggere e poi alla fine ancora servirà dell'altro zucchero. Possiamo anche mettere, se volete, la scorzetta di limone. Sì, infatti. Ecco, sia nella ricotta, se gradite. Ma anche nell'impasto. Ecco, nell'impasto, ma addirittura anche nello zucchero. Abbiamo dimenticato. Tante cose abbiamo dimenticato. A pesce cose buone non ne fa. Vai, ci siamo? Allora, nella ricotta una bella po' di scorzetta. Maria ciao. Tra un po' piuttosto che siciliano parlo tedesco. Yeah. Warum nicht? Ok. Perfetto. E così questi sono i sapori autentici. Possiamo anche mettere alla fine, quando andiamo poi a sfornare, diciamo a togliere dalla friggitrice queste cassatelle, anche nello zucchero potremmo aggiungere della scorzetta, se volete anche un po' di cannella. Quindi io ancora talio e Luisa fatica. Beh, Luisa c'aveva 20 anni in più, no? Ciù picca. Luisa, allora l'altra volta mi hanno chiesto quanti anni hai? 52.
E io, siccome mi sono fissato, ho detto 32, ma io ne ho 34, quindi 18 anni di differenza ci sono. Infatti. E quindi lui sa lavora di più, vabbè. Allora, l'impasto lo vado a mettere a riposare. Perfetto. Ma non si chiede l'età, una signora. Non fa niente. Io Salvatore, aiutami. sogno moderna, lo dobbiamo dire quando io ho 52. Del 1971. Va Allora, bene. questo lo mettiamo a lievitare, no a lievitare, a riposare, perché è molto importante, se no non ci viene ni E bolle. quando stare? Un'oretta in frigo. Ok, quindi in frigo si tiene con calma. Sì. Quindi il ripieno è pronto, sistemiamo il piano e continuiamo la E ricetta. continuiamo. Quindi il nostro impasto sta riposando. Sta riposando e ora Nel frattempo... il riposa magari perché se ne piglierò Ok. zucchero e la cannella. Allora andiamo su Facebook e andiamo a vedere una live di Luisa e Salvatore. Allora Luisa, finalmente siamo nel momento clou. Guardate l'impasto, guardate. Ah, che bello, bello liscio. Bello Ottimo, riposato, anche ottimo. se quando lo andiamo a mettere dentro il sacchetto è un pochino ruvido, non ci fa niente. Ecco. Perché poi lo riposando si rilassa, come mi hai insegnato tu. Come mi hai insegnato tu? Io, ma io non c'ero. Sì, Beh, nei questo tuoi è- video, nei tuoi video. In realtà anche il cannolo siciliano, Sì. questi impasti addirittura anche il giorno prima mi potreste impastare, Sì. ancora meglio. Nel cannolo siciliano a me uno chef mi ha detto Andrea, il giorno prima impasto, Sì, anche 2 giorni una sera prima, sì, perché sì. riesce poi l'impasto a essere ancora più lavorabile, ma abbiamo anche l'effetto bolle. Quindi, vedete, lui si è fatto già la prima pezzatura. Allora, Allora, parla come mangi. Ma Allora, Sura non è che c'è tutto questo appetito, quindi deve essere muto. No, scherzo. Dai, amici di Cucina Sicola, qua cose di lusso. allora, Ma l'avete visto le ricette dei carciofi arrostuti? Capareo Magela, dai. belle, A belle. via Crisp paremo, non era mai un anno. Poi ci sono anche altre ricette bellissime, come c'è la caponata con i pipi, perché non abbiamo paura di nessuno. No, no. No, proprio perché c'è questo discorso della caponata siciliana tutta molunciana. Bene, sì, ma può essere tradizionale, fate voi, ma noi siamo per le versioni comuni. Anche perché poi Cucina Sicula è nata per le ricette popolari. Abbiamo detto sin dall'inizio, no? Sì, certo. Quello che queste ricette che non hanno nome e cognome. E questo poi è anche il punto di forza della cucina siciliana. Sì. Allora, che fa su Sacco e Push? Sacca a poche, sì. Allora, No, qui se c'è- no con la cucciara come ci vuoi mettere? Non lo so, mi dica lei. Fai tu. Io ti direi di fare come vuoi tu. Io vado a cercare qua la rotella, ce l'ho qua. Ci siamo. Allora, Qua. se è così, abbiamo le mani Vuoi una pulite. cucciara? Con 2 cucchiai. Tipo Quando li mele. facciamo grandi? No, vabbè. Bello, bello run. Bello giusto, come fai tu? Allora, io faccio la pasta. Sì. Visto la pasta si strava subito. Bella. Ora Sa. ma Ma bene. anche bella, fa un bello odore. Qua sempre 4 devono uscire. No, anche 3, perché gli vuoi fare belle grandi. E facciamo le belle grandi, allora. Sì. E allora, belli grandi e belli pieni. Faccio a rotella. Ok. Ma tagliati quadrati o a mezzaluna? Cosa Veramente dico a si te? fanno a mezzaluna. Ok, anche questi sono a mezzaluna. Quindi prendo un pezzo di Scottex che ancora non ci sponsorizza. No, infatti la tenera ammucciato. Ragazzi, mi raccomando, siamo a vostra disposizione. Sì, sempre. E se volete una ricetta in particolare, se volete sostenere il nostro progetto, mi raccomando, seguiteci. Non vediamo l'ora di andare avanti con il progetto di Cucina Sicula. Allora, quindi, vedete, abbiamo schiacciato bene, abbiamo chiuso bene, mettiamo il ripieno da questa parte e facciamo l'incisione. Bisturi. Poi ci vuole la forchetta. Sì, ora prendiamo pure la forchetta. Poi io non so perché riesco a tagliare sempre sti cassatieri o ravioli sempre dal lato destro verso il sinistro. E La adesso, forchetta. cameraman, Sì. Benedetta, no, è la nostra amica. Ciao Benedetta, i cameraman. Che ci farà arrivare una forchetta. Sì, ora ce la fa arrivare piano piano. Allora, la palettina. Eccola qua. E così ci siamo. Abbiamo i primi, continuiamo a farli tutti. Che sembra bella, no, perfetto. Ora Io arriva la forchetta. scenderei anche a girarvi, anche non so se... Eccola qua. Ok. E andiamo. Grazie Benedetta. La
ridere, chi ti sa ammazzare? Fanno morire chi... Mamma mia, scusate, il microfono era con me. Vabbè. Ecco cosa succede quando uno va a Milano in giornata. Comunque ragazzi, sono stato pure a Milano per voi. Allora, che dici? Ci siamo? Perfetto. Allora, continuiamo. Poi li andiamo a friggere. Ok, quindi noi continuiamo a fare i ravioli. E qui... Ma che dici? Volete dire una pasta? Noi qui... Ok, ritorniamo. Ritorniamo in noi. Cazzatelle. Ok, facciamo... Luisa, allora ci siamo? Sì. Ma belle proprio questi cassatetti. Ok, allora continuiamo a farli e poi vi facciamo vedere quando sono tutte, va bene? posto. Questo qui è lo zucchero che Zucchero e cannella, vedete? Ammiscammo. Ecco, a posto. Questo si mette Qua quando... ora ci andiamo a asciugare le cassatelle. Sì. Qua ora le prendiamo, vediamo com'è. E si vanno a friggere. Vediamo. Direttamente picchia la Piano, padella. piano. Meglio così, vero che c'è meno... Io li ho fatti sempre così in padella. Ok. La friggitrice sul buono magari, ma siccome io non ce l'ho, io non lo so, così si faceva una volta all'antica. Semplice. Ok, quindi circa 2-3 minuti si Sì, girano ora per lato, sì. e poi si portano direttamente lì dove abbiamo fatto vedere, dentro lo Asciughiamo zucchero. prima nella carta assorbente. Quindi Luisa li hai sfornati tutti? Sì. Che belli! Ti piacciono? Sì, buoni. Ce l'abbiamo fatto, ho aggiunto un altro po' di zucchero. Brava, ottimo. Vabbè, il piano qui abbiamo lavorato, niente ci va. È fatto Quindi di farina, ecco. andiamo a sistemarli qui a uno a uno. Quindi appena loro sono stati fritti, c'è un profumo, Mamma mia, che sciocco. cosa rugido e lusso. Quindi li sistemiamo qui. Allora io te li faccio e tu le sistemi, tocchiamo una volta Va sola. bene. Poi ci facciamo vedere quella con le bolle. Quella là grande, ecco questa che hai preso ora. Sì, ma ci sono dappertutto. Tutte. Facciamo vedere da vicino. Qui ora adesso con lo zucchero non si vede tanto, però vedete quanto è bella. L'impasto più riposato è meglio. Una cassatella di lusso. È veramente spettacolari. Bellissima questa ricetta da rifare a casa voi, mi raccomando. E voilà, ci siamo. Ecco qui. Guardate quanto sono belle. Ora. Mamma mia, che manca la pasticceria. Allora Luisa, siamo arrivati alla finitura di questa ricetta. Mamma mia, che sciavolo. Che stai facendo noi? Avanti, stavolta assaggiamo pulito perché l'ultima volta che ho assaggiato un raviolo. Grazie, allora, lo faccio vedere anche agli amici di Cucina Sicula. Fai vedere. Con quanto è bello dentro. Che spettacolo unico, guardate. E mi dispiace per voi, ma mi tocca assaggiare. Assaggiamo. E ci tocca assaggiare, Luisa. Ciamo a far vedere che è buono. Certo. È croccante. Che bella raviola. Non è raviola? Cassatella. Una po' bella Cina. Allora, che fai vagando? Manca la pasticceria queste cose, rispetto. Io sto per girare di fare ricetta a casa. È vero? Mamma, sarebbe bella. Ci non volevano una cinquina perché ragazzi, piano piano siamo assaliti qua, dobbiamo salutare che sennò tutti vengono. Andiamo a sbrigare. Comunque, grazie a tutti. sempre. Mi raccomando, seguiteci. Trovate Luisa. Sulle ricette di Luisa. A me mi trovate Andrea, su ricette flash, ricette soprattutto flash. su YouTube. Insomma, tanti progetti. Stiamo ancora lavorando a queste belle 40 ricette siciliane, ve l'abbiamo accennato. Siamo ovviamente disposti ad accettare il vostro aiuto. Scriveteci se ci volete dare una mano in qualsiasi modo. Grazie. Alla prossima ricetta, no? Sì, certo, vi aspettiamo. Avanti, va! A tutta cucina! Ciao, Ciao. picciotti! Ciao ciao!